oggi avremo dei cantanti, avremo ben 4, anzi 5 esibizioni canore, per E con cui... l'occasione non può di certo mancare il giudizio del nostro Morgan. Morgan! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti! Ma l'ammiraglio poi ci fa i Village People? Può essere. Ciao può ammiraglio! essere. Ma c'è l'Olindo? C'è Olindo. Ah, ciao Olindo! Diamo subito un giudizio Olindo. Ah, Olindo, Come opinionista? so che poi ci farà un pezzo degli One Direction, quindi insomma lo aspetto. Anzi, prego la signora dietro di stare ferma perché così Olindo sembra che ha i capelli lunghi. Sembri Amedeo Minghi, stai molto bene. Invece... Sembri un trottolino amoroso Il Chievo Verona vestiva una maglia giallo-verde che evidentemente non ha portato moltissima fortuna. Al 33esimo Scusa se ti interrompo, è la maglia del Borgo dell'Oca del... Sì, ecco, dava proprio quella Pallissiero. sensazione. Certo, no, ero molto interessato al pilota, che secondo me sicuramente è un sì. Volevo sapere se a Le Mans si può tirare Frank a Le Mans. Perché mi hai fatto venire in trasmissione oggi con quello là che ha il gatto sopra la testa? Olindo, La volevo... pettinatura a gatto persiano. Certamente, ma volevo solo fare così, dare un consiglio a Olindo: se quando vai sul treno leggi che l'acqua non è potabile, non crederci. Vai, bevi, tranquillo. Va bene. Io Gigi. chiederei invece il giudizio di Morgan. Adesso è il suo Esatto. momento. È il momento di Morgan. Ma sicuramente secondo me sì, poi la canzone di Mia bellissima, interpretata molto bene, sicuramente tra l'altro è anche molto bella questa ragazza, voglio dire, secondo me è sì, e credo che seguirò il consiglio, andrò a vedere anch'io qualche volta questo salotto musicale, questo percorso, questi omaggi a questi grandi artisti italiani. Mentre per il giudizio che volevo dare ai ragazzi, beh, sicuramente è un sì pieno, anche perché il grande Lucio Battisti lo ricordiamo con varie canzoni, Passerotto non andare via, Caro amico ti scrivo, Alba Chiara, insomma, ne ha fatte di ogni dove. Sta facendo un po' di confusione. Anche, sì, sì. canzoni un po' straniere, tipo Samba Partì, ha fatto delle cover di sbagliato. Santana. Caro Samba Morgan, Partì, sta Ale come facendo va? confusione. E anche, ricordo anche una cover dei Rolling Stones, Che Canghetto, un Lessi e un Lupetto, quella che faceva Che Canghetto, tanana. Chiedo scusa, posso fare una domanda? È vero che dal prossimo anno vogliono introdurre la regola che per la 24 ore che se un pilota sonno si può fermare in autogrill? Insomma, non sarebbe male. Scusa Olindo, ma è vero che quando passi la gente dice Olindo tuo taio? Vabbè, insomma. Franca, non l'hai visto fuori dal teatro Ariston e Morgan lì che faceva bagarinaggio? Scusa Olindo? No, c'erano tanti sosia che E poi si è giravano. spostato nel bar di fronte e giocava con le 3 scatolette. Addirittura, mamma mia. Tra Morgan e Olindo non c'è mai stata... Per me è la persona più indecente che ci sia in televisione. Dai, mia. vuoi che vada? Dio? Olindo, no, niente, volevo solo dare un consiglio a Olindo perché quando non fai il bagno invece delle paperelle non ci metti il phon.